Straordinario fenomeno in Terra Santa. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno veramente straordinario che sta accadendo proprio in questi giorni, in queste ore in Terra Santa. Il tutto è iniziato il 24 ottobre del 2023, quindi non molti giorni fa. Che cosa è accaduto? Che nella Basilica del Santo Sepolcro, dove esiste la cosiddetta pietra sepolcrale, praticamente si tratta di una pietra su cui è stato adagiato Nostro Signore nel momento in cui si è trattato di effettuare tutta una serie di operazioni, cospargerlo di oli e di mirra, eccetera, eccetera, per prepararlo alla sepoltura che poi è avvenuta in una stanza accanto. Ebbene, questa pietra sepolcrale su cui è stato adagiato Gesù in maniera provvisoria per prepararlo alla sepoltura vera e propria, e questa pietra sepolcrale a partire dal 24 ottobre ha iniziato a trasudare olio e sangue. È un fenomeno che lascia veramente senza parole e che ci induce a riflettere, che potrebbe avere, forse anzi lo ha, il valore di un segno premonitore, perché il sangue ci ricorda il sangue che copioso scaturì dalle ferite di Nostro Signore quando fu deposto dalla croce e poi avvolto nel sacro lenzuolo della sindone e poi sdraiato sulla pietra sepolcrale per essere preparato appunto alla sepoltura. E l'olio ricorda appunto tutto ciò che fu usato per la preparazione alla sepoltura stessa, l'olio di cui fu cosparso il suo corpo insieme a degli aromi profumati, insieme alla mirra. Quindi sicuramente ha un significato, eh, diciamo che deve richiamarci alla riflessione, soprattutto in questo momento in cui la Terra Santa sta attraversando un periodo non facile. Vi lascio a queste straordinarie immagini, carissimi, davanti alle quali possiamo soltanto sperare e pregare. A presto, cari, santa giornata.